Cosa è emerso di interessante al convegno di questa mattina qui a Legnaro? Beh, è emersa la necessità di fare una strategia comune non solamente a livello veneto ma anche a livello governativo e poi attraverso i nostri rappresentanti a livello europeo ovviamente una strategia anche per la nuova politica agricola comunitaria. Questo secondo me è importante perché forse possiamo darci una linea comune di strategia per poter poi incidere nei prossimi anni in maniera molto forte sulle produzioni italiane. Come si sta preparando il nostro Paese di fronte alla nuova PAC 2021-2027? Ma innanzitutto stiamo aspettando l'esito della Brexit perché quello poi determina anche il volume finanziario che sarà destinato all'Italia. Ovviamente noi non stiamo fermi, l'Italia, il governo fra pochissimo presenterà una manovra strategica per i prossimi 20 anni, filiera per filiera, quindi costruiremo una visione che sia in grado poi nei prossimi decenni di mettere il sistema agroalimentare competitivo a livello europeo e a livello mondiale. In estrema sintesi, quali si annunciano le principali novità per i nostri agricoltori con la nuova PAC che verrà? Ma si annuncia innanzitutto risorse che arriveranno alla qualità. L'Italia è un paese che non può lavorare solamente con le commodity e non può competere se non attraverso una grande qualità. Il Made in Italy non è solamente per l'agroalimentare, ma lo vediamo, viene riconosciuto nel mondo sulla moda e anche sulla meccanica. Io penso che il Made in Italy sull'agroalimentare sarà determinante, quindi la qualità, la capacità di stare nel mercato e noi utilizzeremo tutte le risorse per andare in questa direzione anche attraverso l'investimento sulle filiere con contratti di filiera completamente diversi da quelli che in questo momento sono a regime. Da qui al varo della nuova PAC, che margini di intervento ci sono ancora? Molti perché disegneremo filiera per filiera le strategie, come ho detto prima, ci sono su 6 pilastri, strumenti finanziari complementari alla PAC, la ricerca che sarà determinante perché il nostro prodotto di qualità agroalimentare possa rimanere nel mondo con la dignità e il rango che gli compete, sicuramente l'organizzazione di settore che è la governance anche delle nostre aree di produzione, il mercato interno, il mercato internazionale e il biologico.